Buonasera ai telespettatori di Televenezia, questa è Venezia 2026, Venezia al voto, un ciclo di interviste ai candidati sindaco del Comune di Venezia in occasione delle elezioni amministrative. Tutti i candidati sono intervistati con lo stesso format, stesso tempo, stesse domande, stessa durata. L'intervista è suddivisa in due parti di 10 minuti ciascuna. Non è previsto contraddittorio per consentire a ogni candidato di presentare idee e programmi. Oggi incontriamo Simone Venturini, candidato sindaco sostenuto da Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia, UDC, Partito dei Veneti e dalla lista civica Venturini Sindaco. Simone Venturini, età 38 anni, percorso formativo, maturità scientifica presso il liceo Ugo Morin di Mestre, laurea in giurisprudenza all'Università di Padova. Esperienze rilevanti. Nel 2010 eletto consigliere comunale a soli 22 anni. Nel 2015 ha ricoperto il ruolo di assessore. Riconfermato nel 2020 con deleghe a coesione sociale, sviluppo economico e turismo. È stato il rappresentante del comune nella conferenza dei sindaci dell'ULSS 3 Serenissima. Ha fatto parte della rete di protezione e inclusione sociale costituita presso il Ministero del Lavoro e della cabina di regia per l'attuazione del Piano Nazionale Antitratta presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Candidatura attuale. Candidato sindaco lista Simone Venturini Sindaco. Allora, Simone Venturini, chi è e perché ha deciso di candidarsi a sindaco di Venezia? Tanto buonasera a tutti, grazie Paolo. Ma io sono Simone, sono nato e cresciuto a Marghera, ho 38 anni, vengo da un'esperienza amministrativa negli ultimi 11 anni e ho fatto prima anche il consigliere comunale, quindi da 16 anni frequento le aule del Comune di Venezia, ne conosco i meccanismi, ne conosco anche le complessità di una città così unica. Da sempre io qui vivo, lavoro e adesso abito nella parte storica di Venezia da 4 anni perché mi sono sposato con Carolina che è veneziana e ci siamo trasferiti lì e devo dire che in questi anni io ho battuto palmo a palmo questa città, ne ho realizzato molte opere, molte iniziative portano sostanzialmente il mio nome, penso alla Biblioteca di Mestre, la Vezzi, il centro civico della Bissuola rinnovato, tutta l'operazione di grande rilancio di Forte Marghera, l'impegno sul nuovo distretto sanitario appunto di Marghera, un importante lavoro in centro storico per recuperare le case e assegnarle anche alle giovani coppie di ceto medio-basso che altrimenti sarebbero state escluse dai bandi per la casa. Quindi un grande lavoro anche per dare una risposta alle famiglie. E oggi mi candido per continuare questo lavoro e perché vedo un grande rischio dall'altra parte, cioè il ritorno di una sinistra estrema, una sinistra, proprio sinistra-sinistra, che terrà in ostaggio il candidato sindaco Martella nel caso in cui dovesse vincere le elezioni, cosa che ovviamente non auspichiamo, e che condizionerà pesantemente l'azione amministrativa di quella coalizione. Lo si vede nelle scelte che stanno facendo sulla portualità, in cui sostanzialmente dicono che il porto può tranquillamente chiudere perché non facendo la manutenzione dei canali le navi non possono più entrare, è come dire di voler chiudere il porto e ci sono 20.000 posti di lavoro collegati al porto. Non vogliono lo stadio e l'arena sportiva, per fortuna in parte già realizzato, quindi faranno fatica a bloccarlo, ma proveranno a rallentarlo, proveranno a metterlo in discussione, metteranno in discussione la stazione di Mestre che finalmente sta partendo, metteranno in discussione l'Umberto I e saremo ostaggio di quel partito del no che ha bloccato la città per 30 anni prima del nostro arrivo, consegnandocela quasi in bancarotta, una città che era sostanzialmente in predissesto finanziario. Quindi da questo punto di vista sono molto preoccupato e per questo ho accettato l'invito a candidarmi. Cercavano una figura che fosse civica e quindi non fosse iscritta a particolari partiti, quindi fosse anche un po' garante di una coalizione ampia, che avesse un programma solido, che avesse esperienza amministrativa e che poi conoscesse la città. La più grande differenza tra me e il candidato della sinistra è che io la città la conosco perché l'ho vissuta, ci ho lavorato, ci ho vissuto, l'ho amministrata e l'altro invece questa città non ha idea di cosa sia, come complessità. E in 25 anni di Parlamento io faccio fatica a ricordarmi una cosa che ha fatto per la città. Quindi ecco, è un'altra impostazione, un'impostazione pratica, la mia, civica, di una persona che non deve rispondere alle segreterie di partito romane
ma tiene insieme una coalizione ampia, che è poi la coalizione che governa la regione e che governa anche il livello nazionale, quindi questo garantirebbe anche una grande continuità con Stefani e con il governo nazionale. Quali sono le 3 priorità del suo programma per la città? Il lavoro. Dobbiamo tornare a mettere al centro il lavoro. Il lavoro vuol dire dare dignità a chi lavora, consentire a chi vuole cimentarsi in un'attività imprenditoriale di partire, di trovare una città che lo abbraccia invece che lo ostacola, di sentirsi in qualche modo sostenuto dalla pubblica amministrazione. La sicurezza è un importante tema che riguarda tutte le città italiane. Fammi dire, Paolo, che in cima alle città italiane più insicure ci sono tutte le città governate dal centro-sinistra, sono Milano, Roma, Firenze. Venezia è molto sotto rispetto a queste, Prato, Rimini, tutte città governate dal centro-sinistra. Mi ha fatto sorridere l'altro giorno quando la sinistra ha portato in passeggiata il prefetto Gabrielli, l'ex capo della polizia, che si era cimentato prima ad amministrare un po' di sicurezza a Milano per la Giunta Sala, e dopo risultati non particolarmente soddisfacenti è finita quell'esperienza. Oggi Milano è la città più insicura d'Italia. Ecco, pensare che la sinistra voglia portare il modello Milano per la sicurezza qui in centro a Mestre mi preoccupa molto. Prendessero il modello Milano per altre cose, per la capacità di sviluppare edilizia in tempi rapidi, di dare permessi veloci per i cantieri, cosa che la sinistra qui oggi non fa. Ecco, quindi la sicurezza è un punto fondamentale, tant'è che nel mio programma parlo di 200 nuovi agenti di polizia locale da assumere, da mettere in strada e da soprattutto specializzarli nel controllo del sovraffollamento abitativo, in alcune zone della città è un tema molto sentito, e dell'abbandono di rifiuti, anche quello è un tema particolarmente sentito e ha a che fare non tanto con la sicurezza in senso stretto, ma con la percezione di degrado di un'intera area urbana. Sicurezza vuol dire anche telecamere. Già le abbiamo potenziate in questi anni da 0 a 700, le porteremo a 1000 sotto la mia amministrazione, e poi un grande ragionamento di riqualificazione di interi pezzi di città. Quindi su via Piave, via Circonvallazione, via Carducci, Marghera, via Olloa stanno intervenendo importanti trasformazioni urbane che devono essere agevolate e velocizzate. Penso alla nuova questura di Marghera che è in fase di costruzione, che darà una risposta importante anche in termini di sicurezza a quel quartiere, il nuovo distretto sanitario quasi pronto a Marghera, abbiamo la grande stazione di Mestre in costruzione, l'Umberto I. Ecco, sicurezza vuol dire anche rendere più belli i quartieri, e allora su quello la mia amministrazione sarà particolarmente impegnata. Terzo tema importante, gestire l'invecchiamento attivo. Abbiamo una popolazione che invecchia, in Europa, in Italia e anche a Venezia, dobbiamo dare risposte agli anziani, perché da qui a 10 anni aumenteranno anche molto e dobbiamo essere pronti a dare risposte, non possiamo abbandonarli. E quindi sanità, strutture, aiuto per quanto riguarda le badanti, la ricerca di badanti, e in qualche modo anche la sperimentazione di microcondomini con 0 barriere architettoniche, con mini alloggi, dove poter accogliere questi anziani con un po' di servizi che il comune può fornire loro. Qual è oggi il problema più urgente di Venezia e quale sarebbe il suo primo intervento concreto? Su Venezia il tema principale è l'attrazione di investimenti. Noi dobbiamo portare qui nuovi investimenti per differenziare l'economia della città e alzare un po' il reddito medio. Oggi c'è un tema vero di potere d'acquisto delle famiglie, cioè lo stipendio non basta più alle volte, non ce la fai a starci dentro. Dobbiamo portare investimenti che qualifichino al rialzo anche il salario medio del cittadino, del lavoratore, e per farlo serve una grande task force, una grande squadra che lavori per attrarre investimenti. Io l'ho messa nel mio programma la creazione nel giro di qualche settimana dalla mia elezione di una task force per andare a prendere investimenti in giro per il mondo e a farli atterrare a Venezia. Venezia intendo parte storica, investimenti legati sicuramente all'arte, alla cultura, all'università, alla ricerca, a un polo scientifico come quello del Lido che sta sorgendo sull'ospedale al mare, e dall'altra parte a Mestre e Marghera anche produzione industriale di segmenti però a maggior valore aggiunto, farmaceutica, industria della difesa. Porto Marghera ha molte potenzialità, vanno colte, però anche qui l'investitore quando arriva vuole sentirsi dire dall'amministrazione sono al tuo servizio, non sentirsi ostacolato e subito vedere uno striscione no a questa opera, no a quell'opera, no a quell'altra. Il vero dramma di questa sinistra veneziana è che è ostaggio dei centri sociali e quindi qualsiasi investitore arriverà
rischia di trovarsi il cartellone con scritto non sei il benvenuto, vai a casa, come è accaduto ad esempio quando si è venuto a sposare qui per i fatti suoi Bezos, che può anche non star simpatico, però viene a sposarsi, porta investimenti, porta risorse, non vedo perché cacciarlo con gli striscioni e i fumogeni. Ecco, questa oggi è la coalizione che rischiamo di trovarci se non votiamo il centrodestra e Simone Venturini sindaco. Ultima domanda di questa prima parte: che idea di città ha per Venezia nei prossimi 10 anni? Una città per tutti, dove tutti si sentano a casa, dove chi già vive a Venezia possa restare a vivere a Venezia, con dei servizi pensati su misura per lui, più per il residente che per il turista, e dall'altra parte però una città che si apre anche ai nuovi veneziani, studenti che studiano qui e che vogliono vivere qui, gente che sceglie Venezia come la sua casa, cioè da sempre Venezia è un via vai di persone, però attenzione, poi ne parleremo magari più tardi, il tema dell'integrazione. Il tema dell'integrazione sarà dirimente. Integrazione vuol dire che chi arriva deve adeguarsi alle regole, agli usi e ai costumi del paese in cui arrivano, non viceversa. Sul tema integrazione si gioca una partita molto importante e anche su questo c'è molta differenza tra la mia coalizione e la coalizione del mio avversario. Per la mia coalizione integrazione vuol dire vieni, ti trovi un lavoro, ti comporti bene, metti su famiglia e poi vieni integrato, come abbiamo fatto noi italiani in tanti anni in giro per il Sud America, per l'America o per l'Europa. Con questa risposta si chiude la prima parte di Venezia 2026 al voto.